In occasione delle feste di Natale, TV ha voluto intervistare uno dei preti più attivi nella nostra città e non esiteremmo a definirlo un prete di strada, il Don Mario Sorce, noto ai tanti per avere fondato e costituito il cosiddetto cartello sociale, che insieme ai sindacati e ai sindaci della provincia che lo hanno coadiuvato ha organizzato la più grossa manifestazione che sia stata fatta in città. Ricordiamo la marcia dello scorso 29 gennaio svoltasi dalla rotonda Giunone verso la rotonda degli scrittori, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone arrivate con pullman da tutta la provincia, con i sindaci in testa. E con Don Mario abbiamo anche voluto ripercorrere il momento trascorso del Covid con i suoi confratelli, le loro esigenze, come la collettività ha vissuto quel momento, che ha visto anche la Chiesa non celebrare più le funzioni religiose, e di come si sta vivendo questo Natale ancora pieno di restrizioni. Pregare, accogliere le persone che vengono per trovare anche un momento di intimità con il Signore, un momento di contemplazione di quel mistero che nei segni anche visibili del Natale. Qui abbiamo l'albero, ma in chiesa abbiamo il presepe, che è un po' il simbolo di quello che stiamo cercando di vivere, anche nel tono, credo, perché il presepe, così come l'ha pensato Francesco e si realizza nella tradizione, è scevro da tanti elementi eccessivi ed è semplice. Ecco, questo Natale forse ci sta permettendo, con tutte le difficoltà che stiamo vivendo, con le ristrettezze, con le limitazioni della nostra libertà, con i problemi di carattere economico che non sono di poco conto, soprattutto per tante famiglie e tante persone che magari non avevano un impiego o non hanno potuto ricevere nessun tipo di sussidio, ci richiama all'essenzialità. E l'essenzialità, la centralità nel presepe non sono né i pastori, né la capanna, né, con tutto il rispetto, Giuseppe e Maria, ma è il bambinello Gesù. Quel bambino che però, non dimentichiamo, è Dio che viene ad incarnarsi per parteciparci della sua divinità. Quindi lo vogliamo vivere, continueremo a viverlo preparandoci nella preghiera e nelle celebrazioni tipiche del Natale. Penso che immaginerai quante più persone sono venute nelle nostre comunità e nella nostra parrocchia a cercare prima, e mi auguro, a trovare una parola di conforto, un aiuto concreto, gente anche inimmaginabile, gente che prima non aveva problemi ma che adesso sta vivendo la doppia difficoltà, e la prima ancora più di quella diciamo economica è quella psicologica, perché questo Covid ci ha cambiato la vita dentro. Avverto maggiore essenzialità, maggiore forse partecipazione, maggiore scelta qualitativa. Prima facevamo forse più attenzione al numero di persone che dovevano entrare sovraffollando anche la nostra struttura, la nostra chiesa e il nostro oratorio. Ora dobbiamo fare attenzione a un numero ristretto, ma ci rendiamo conto anche che c'è una partecipazione forse più qualitativa. Di quelli che vengono, certamente molti non verranno perché c'è il timore, la paura, e probabilmente hanno anche il desiderio di poter partecipare, ma chi viene fa anche uno sforzo in più, nonostante la paura e nonostante anche i piccoli, grandi problemi che ci possono essere, anche se posso assicurare, forse come pochi luoghi, la Chiesa non era mai stata così pulita come in questo periodo, quindi c'è più qualità, ecco, e soprattutto quello che ho riscontrato, anche c'è più corrispondenza nella generosità e nella solidarietà. Le persone in difficoltà non si limitano nel dare un aiuto, forse chi ha tutto, o io dico anche troppo, si dimentica che c'è qualcuno che è più bisognoso. Quali sono le esigenze che maggiormente vengono espresse in questo momento di pandemia da parte dei tuoi confratelli? Le esigenze più tipiche sono quelle economiche. Per ora non c'è lavoro da parte di tanta gente e quindi ti vengono a chiedere la spesa, qualche piccolo contributo, a volte non piccolo, per le bollette, per le medicine, a chiedertelo sono persone, come dicevo prima, inaspettate. Non sono le solite persone che vengono a bussare alla nostra porta, ma anche gente che magari tu non pensavi potesse aver difficoltà.